Per Portofino la conclusione della stagione turistica, che solitamente coincide con il Ponte di Tutti i Santi, è stata bruscamente anticipata. Quest'anno però insieme ai turisti stanno lasciando il borgo anche alcuni residenti che, dalla notte di lunedì, sono isolati. La violenta mareggiata che ha lambito le coste liguri ha fatto collassare un tratto di 200 metri dell'unica via d'accesso al paese. Questa mattina è giunto anche l'esercito a dar manforte agli amministratori locali, in primis il sindaco, che sin dalle prime ore si è adoperato per arginare gli effetti dell'isolamento. Ottenuto il presidio medico, ripristinata la corrente, resta ancora il disservizio del gas. La preoccupazione maggiore tuttavia riguarda proprio la viabilità. La prospettiva è che possa essere ripristinato entro la Pasqua 2019. Per i portofinesi un'attesa troppo lunga e il timore che il tradizionale letargo in cui il borgo piomba nei mesi invernali rischi di trasformarsi in un riposo perpetuo. Noi siamo in 6, a parte adesso chiudiamo per ferie, però in piena attività siamo 5 più noi, siamo 9 persone, devono vivere tutti, come possiamo? Bisogna darli a casa, perché costano delle baraccate di soldi poi. Che è venuto giù il muro lì dietro al castello, che non si può più passare. Quelli che vanno sul monte, vanno a Pietre Strette, vanno alle antenne e scendono di là. Adesso vediamo nei prossimi mesi come si evolve la situazione, speriamo che aprino la strada, perché senza strada qua siamo isolati, non abbiamo possibilità di lavorare. È un vero problema non avere i collegamenti verso Santa, perché logisticamente parlando portare il latte, brioche, cose è un bel problema. Adesso ci stiamo dando una mano con la capitaneria che ci ha portato loro questa mattina e cerchiamo di cavarci come possiamo. Ci sarà un battello, così dicono, per i bambini, per i ragazzi che devono andare a Santa Margherita, a Rapallo, a Chiavari, a scuola, e poi dall'altra parte faranno la spola con il pulmino che veniva qua, che adesso è proprio impensabile venire a Portofino con qualsiasi mezzo, è proprio impensabile.